Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati a questo appuntamento live per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Un uomo che avrebbe problemi di salute mentale è asserragliato nella propria abitazione a Cordovado, circondata dai carabinieri. A quanto apprende l'ANSA, questa mattina girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. Al momento non è ancora stato accertato se si tratti di un'arma vera e propria o di un dispositivo a salve o giocattolo. Prima di chiudersi in casa, l'uomo aveva raggiunto la piazza del paese, aveva minacciato e urlato contro alcuni compaesani nei pressi della farmacia. I cittadini avevano quindi lanciato l'allarme. Mentre le forze dell'ordine stavano raggiungendo la piazza, l'uomo ha fatto rientro nella palazzina dove abita. Lo stabile è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza. Si tratta di un cinquantenne, sarebbe un ex militare. Per convincerlo a uscire di casa sono a lavoro i negoziatori dei carabinieri che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la protezione civile. Sono state evacuate per precauzione anche le attività commerciali che si trovano nel centro del paese, accanto alla palazzina dove vive l'uomo. L'unica eccezione riguarda un bar. I clienti sono stati bloccati precauzionalmente all'interno, in quanto per uscire dovrebbero transitare sotto le finestre dell'abitazione dove si trova il soggetto giudicato pericoloso. Un locale di via Conti a Trieste è stato chiuso per 20 giorni su disposizione del questore Pietro Stuni a causa delle frequenti liti registrate tra gli avventori per l'uso smodato di bevande alcoliche da parte dei clienti, spesso diventati fonte di disturbo per i residenti. Il provvedimento è stato notificato al titolare di origine irachena sabato scorso. In particolare, il 21 agosto, a seguito di una violenta lite fra due clienti in evidente stato di ebbrezza, ai quali era stato consentito continuare a consumare alcolici nonostante le condizioni, sono intervenute diverse pattuglie di polizia e carabinieri che con fatica sono riuscite a riportare l'ordine, vista la condizione psicofisica e la resistenza posta dalle persone coinvolte. Tutti sono stati deferiti alla procura per i reati di percosse aggravate e sanzionati per manifesta ubriachezza. L'attività di controllo ha inoltre consentito di accertare irregolarità nella gestione del locale, con un responsabile dell'esercizio non risultante agli atti amministrativi e che non si è reso disponibile a collaborare per fornire le immagini del circuito di sorveglianza. Il Comune di Trieste è al lavoro per consentire la riapertura già da domani del Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia, chiuso al pubblico da lunedì a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. Lo rende noto l'assessore comunale alle politiche della cultura Giorgio Rossi. A seguito del nubifragio di lunedì, spiega l'assessore nella nota, la risiera si è allagata, come è successo altre volte in caso di piogge intense. Il problema è la raccolta di acque in un bacino che è in depressione non solo nella risiera ma anche nelle aree limitrofe. Chiudiamo qui questa edizione live, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, le ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.